Sa die de sa Sardegna. Il 29 aprile 2025, a Tortolì, presso il Teatro San Francesco, si è tenuto il convegno in ricordo dei moti antifeudali del 28 aprile 1794, che portarono alla cacciata dei piemontesi da Cagliari. L'incontro si è aperto con l'introduzione musicale di Alessandro Porta. Il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, ha aperto l'evento con un saluto, sottolineando il valore identitario de sa die de sa Sardegna. Il giornalista Piersandro Pillonca ha aperto i lavori con un inquadramento storico del triennio rivoluzionario sardo. La poetessa in lingua sarda, Anna Cristina Serra, ha letto poesie di Cici Tumasala e Peppino Mereu, sottolineando come Sa die de sa Sardegna sia un'occasione per riscoprirsi comunità e onorare il sacrificio dei patrioti sardi. L'operatore linguistico Ivan Marongiu ha illustrato l'opera del rivoluzionario sardo, Luigi Matteo Simon. Al termine del dibattito, il moderatore Piersandro Pillonca ha definito la poesia estemporanea un miracolo di creatività istantanea, spiegando come i poeti Sos Cantadores compongano in pochi secondi versi in rima su un tema assegnato, introducendo al canto improvvisato i poeti Bruno Agus, Giuseppe Porcu e Dionigi Vitti, accompagnati dal tenore Ogliastra di Lanusei. Saluto a tutti e Niusu su solo antico, lo si intende? Aumenta lo paga di là. Prova ad aumentare. Uno, prova. Si intende? Tanto, torno a cominciare. Saluto a tutti, a spicciocchi e spicciocas
troviamo in questo aposento con questa Sardegna che è riserva spestata in tutto il Riglasa e città di Nostasa, una ricorrenza in Portumano. Io ho cominciato con su zona antico della Unella di Alessandro Porta, lo Cereso, vi do grazie che nos ha fatto intendere s'armonia, sa musica del Cocciuso, che è sfida però sa musica del Simmo Sardo, connoto come te procura di moderare, ma subito lo giusto è il Simmo che su fatto ridotto Sardo a suo feudatario. Un inno scritto in ottonario su metro de canzoni de Sagresia, del Cocciuso. Poi da questo è uno dei studi, uno dei studi sacro o subopolusato. Tanto cominciato questa B, entregava a questa ricorrenza dei portu, devo fare con Anna Cristina Serra, poetessa, da conoscesi, di sicuro che si intende almeno nelle trasmissioni in sardo di fare in Sarradio, noi siamo fuori proprio di limba, di Semporto, di San Paolo, di Salimba Nostra e di Poesia, con Ivan Marongio che è un operatore di sportello linguistico in noi in Ogliasta, la questione dei somminis e i femmini beccabali della rivoluzione sarda, e poi è usato un rogo di gara poetica con, che è una delle espressioni più nodias della cultura nostra, una tradizione antica meda che è cominciata secoli e secoli innanzi a noi, o prima volta sul 1896 si è fatta una gara di varco e a cuspisi di 130 anni questa tradizione si andrà innanzi. Noi siamo mostrati dei tasei questionando Bruno Agus, poeta gairese, Giuseppe Porco, ghindieri di Dessa Baronia, e Dionigi Bitti, poeta olianese, accompagnato del suo tenore Ogliastra della Noseri. Ma prima di cominciare, la mauso su sindaco del Tortolì, Marcello Nado, poi saluto e che ridocca da questi sumeri e olmo. Marcello. Grazie per Sandro, buonasera a tutti. Ringrazio in particolar modo il suo dirigente scolastico Nanni Osai per essere accettato su un video di Gustattovio, tutti spiccioccoso e i colleghi della scuola che si sono posti a disposizione per questa manifestazione. Sul comune di Tortolì non è nuovo a questo evento, ogni anno circa si ripropone questa importante data di consapevolezza del suo popolo sardo. È una data che nasce sul 1794, in cui in Sardegna sul 28 di aprile a voi, nonostante si zerriera il regno di Sardegna, comandante piemontese e in Castello giocanta su viceré di Piemonte. È una legge istituita sul 1993 della regione autonoma della Sardegna, la legge numero 44, che a tuttora si permette di fare queste manifestazioni. Un ringraziamento particolare a tutti gli ospiti svegnos de Foras, in primo luogo a Pier Sandro, grande testimonio della cultura della lingua sarda in Sardegna, a suo ufficio, a suo sportello della lingua sarda rappresentata di Ivan Marongio e di Antonello, a sa poetessa che ha usato suo piacere di ascoltare fra pago, a tenore di Ogliastra, a suo amico Bruno Agus, Porco e Bitti, che veniti a fare la gara poetica prosananti. Noi intendendo su questo spettacolo che organizzavo posatri, spero che sia del gradimento di spicciocco e di spicciocca, e la speranza è questa di aumentare questa consapevolezza della storia sarda e invito a legare a questionare sempre in sardo tra posatri uno per non perdere il suo poeto e qualsiasi sia la sua cadenza o sa formalità, sia campidanese, nuonese o locodonese. Grazie a tutti, a altri anni bellos.
Grazie da Susindico. Fai piacere intendere un politico, un amministratore pubblico facendo un sardo. Questa è una cosa normale in Sardegna. In te che sia luogo è difficile agatare sindicus e politicus di questioni in sardo. E questa dessa lingua è la prima questione del punto che tocca a mangiare in dirlo dias commenti gusta. Stato un ringraziamento all'amministrazione comunale di Tortolì, poi posto in prima linea le tradizioni sarda, se non si intende su suonatori della UNEBRA, se non intende di poetas, poi è frequenti manifestazioni che gusta a investire tradizioni che con la Sardegna non ci appiccicano nulla. E tanto, grazie a Susindico e agli organizzatori, poi pensavo a una D entregata contro la Sardegna. Con questa stessa della Sardegna non si può scarescere su poeta si festala. Cico de non posso roscire poi da scio, ricordo quando fui studente ovunque che in questo sattorio mancai una relata troppo lunga se ciò che non si sono rosciti. Però de importa recordare e poi t'avvestare. Da non su sindaco, sul 93 sul Consiglio regionale ad approvare una legge o vestare i Sardini della Sardegna con una data di riferimento. Questa data è sul 28 aprile del 1794. E ti ricorda da questa data. È spassata questa storia in Castello della Manta Sardini della Ciappa e adesso Sardini della cattura in italiano, no? Quando saggenti avvolottata o tutto sugli piemontesi che hanno fatto battiri, s'avvolottata teneri su vicerre Balbiano, funzionari e tutti i piemontesi che furono in città per il 500 e c'è torna da spedire nei continenti. Ma poi da succede questo tocca da tornare a Goa di un anno sul mese gennaio del 1793 e arriva a Castello sa flotta francese, non tocca da scalescere che nel 1789 in Francia sul capitale, che è una cosa di importo che ancora studiai, cosa trovano nel libro di storia. La rivoluzione francese comincia da si spainare in tutta Europa, ma in Sardegna, dove tutta questa cosa, si sciappava. I francesi tenevano sul desiderio di spainare questo potere, di questo Stato nuovo, sul Mediterraneo occidentale. E tanto cominciano a castiare, a non si poteva andare a fare accordi, a fare accordi commerciali. E tanto bene, prima inciso la Sant'Antioco e Carloforte, e poi scintica sul governo dei piemontesi in Sardegna non stanno andando bene, e pensa andare in Sardegna e pienso che saggenti non si vede di come si aspetta. E arrivando in Sardegna, ma succede di un fatto nuovo. Sul re e i soldati piemontesi non funti ormai allo sbando non tengono questa forza per contrastare questa flotta francese. E chi si muove tanto? Si muove in sardo. Si comincia ad organizzare e pone pari dinari, cose pappai, fucili e pistolas e muovono a Castello per difendere questa città. Ma cosa succede questo? Che orienta bene a sul re e piemontesi? No, non succede per questo. Gli storici sono punti di accordo. Sugli immobili
i sardos è questo patriottismo, questo attaccamento ai origini nostre, che lo fa di muovere per difendere sa terra non solo. Muoversi a Castello e a rinascita frimai l'invasione dei francesi. Chi si è scapitato di andare a Castello su terrapieno, su bastione di San Remi, questo è un palazzo alto, è nato a Palazzo Boil, per cui ancora due punti s'arrastus di questa invasione francese, gli hanno sparato con i cannoni e ancora il muro del Palazzo Boil due punti i boccia di ferro, i punti avarrata come testimonia del fatto. Apposto nel 1794 e da Susselli che possa prima apposto nel 4 secoli, cioè apposto del sera del giudicato, quando la Sardegna fu libera e tenia una forma di autogoverno, possa prima pare di possa tornare a nascere un movimento di autodeterminazione dei sardi. Poi da succede questo. Succede che quando un Santiago francese e chi governa da? Non c'è un re, è un'anarchia? No, non è un'anarchia. Ci pensa da esistamento, c'è da volere esistamento, fuori di rappresentanza del suo regno piemontese, i tre rami del Parlamento, fuori di tre, uno in due volenti i spredis, i spiscanos, in saturo due volenti stanno militari e militari, e in suoi ebresi, stamento reale, stamento reale e nel stamento militare, in sull'ultimo due volenti sindicus dei cittadini, cosiddette città regge, 7 cittadini, Castello, Sassari, Sarrighera, Aristanis, Castellusardo, Bosa e Iglesias. Questo sul rappresentante a Sardegna poi esisteva del punto che per toccare a terra nostra. E davanti comincia a disorganizzare, a porre questioni di importo, può essere viento a una terra che fu di soffrendo, di una terra anche saggetti non tenia da sudanti, così campai, anche comandante avvetti i signori, saggetti su popolo, fu di un popolo lasciato deserto. Tanto comincia a si organizzare e decidi di domandare al suo governo nazionale a riconoscere il diritto dei sardi. Prima di tutto a tornare a convocare il Parlamento, che non si riuniva da Debrò e Decianos. Poi a porre in peggio un ministero, questa questione sardas, e poi questa questione posta a prusche altro dessa classe dei funzionari, degli ufficiali, di chi dia il suo potere, nendo sul governo piemontese tutto scarica pubblica dal debito donai ai sardos. Basta un funzionario dei suoi continenti a chi di risposta alla nostra. Questa pregunta ha che risposta e tanto saggenti sono roscidi e scoppia da questo avvolotto in Castello su che fa il muovere tutto quando i soldati hanno teso con i scerros a due avvocati castellaios, saggenti si organizza da Castello, entra in Castello e Suso, hanno bevuto sul palazzo del suo vicerre Balbiano, nello sport di scerros a suo vicerre e a tutti i funzionari e c'è due vocante di Sardegna. Fu di una rivoluzione di popolo o fu di un'altra cosa? Questa è la questione. E giusto che di tenere in cambio ciò, gli avesseri
bello a studiare fino in scuola, o comprendere e poi sa Sardegna dando questa nazione un autogoverno e poi a pustisi di 50 anni e ribauso a questa che in sa storia sti passata come la fusione perfetta quando cioè non si sa non si scursato non si voleva su italianos non siamo capaci di non dividere le cose a nostra sa sola ma non si deve fare ragionare di chi ne comprende dell'uso. Scusa questa questione forte, poi il 28 di aprile del 1794 circa causus piemontesus, poi questi storici lamenta molti rivoluzionari andano innanzi con esatto 4-3 anni, ma in anni un fatto di essere capiglius questione del mondo, e cioè a una parte due punti signori, si sono nobiltati, violenti poderai, questo sistema feudale, a s'altra due punti democraticus, credo che totus vosatru in scuola o in qualcun altro attovio intendo mancava essendo che ne sento una ia in Sardegna a Gio Maria Angioni punti dedicata a Sprassas e Iasa e si intende questionare di Gio Maria Angioni. Gio Maria Angioni fu di un eroe della sarda rivoluzione a Satravarti, cioè fu di questa fazione che voleva cambiare cose, voleva sciusciare sul feudalesimo, voleva tornare a donare a Sardegna un'ispera nuova sul tempo venidori, voleva tornare a donare un'ispera ai classi dei strapagliatori, dei massaglios, dei pastori, dei chi in Sardegna non fu a vestimenta a mesure, come si narra, no, una classe produttiva contrasa a tutta questa classe della burocrazia che invece la vivia da spalla del suo popolo che pagava un montone di pagamento. Tanto questa è questa questione, però è da zero, non è una questione che è troppo, e poi testi importanti a regolare su 28 aprile. Questa è una data che è un simbolo per Sardegna, è un simbolo di ribellia. Tanto sapete che Sardegna ogni anno festa in una maniera nuova. In su 2005 nel Baglio, ma forse se Giuseppe Porco se la ricorda meglio da me, quando fu presidente della regione Renato Soro, io entregato sapete San Sardegna la questione del Salimba. In manifesto avevo proprio Giuseppe Porco come rappresentanti di una generazione nuova che faceva la poesia cantava in Posamparo de Salimba. Tanto questa fu una questione mega importante, come ti esti oggi e tutto, ma in esame è questionato, sapete, sa Sardegna delle scorie nucleari. Cosa ricordate quando per voi quando non sapete saia per dei tiri di scoria? Ma questa questione è stata di attualità, no? in questi ultimi mesi. Tanto si fu fatta una di Sardegna entregata alla difesa degli ambienti. E c'è tutto se la può di vero cambio, cioè la questione della speculazione energetica, dei società, dei capitali che viene in Sardegna quando si per fare sul luogo, o non si diffurare l'energia su soli e del suento e su soli, può essere accappiato, o fonti elementi che non si onanta ricchezza, una ricchezza che deve essere strutturata da tutto il suo popolo, non delle società energetiche, e scommettere a ponere, a privatizzare Sapa. Questa è questa questione che noi interessa la Sardegna, ma questo non è ponoso, posato, o giovane, come posato, mi tenese una vita di bifida ancora,
questa è Sardì, poi nai che nos intendeus popolo, nos intendeus una nazione, con una terra, con una lingua e con sa gente che vive in Parisi, chi debiti temeri un'ispera noa, posso tempo il benidore. Grazie. Grazie, saluti a tutti, de auguro a provare, grazie a Pier Sandro per questa entrata bella, per momenti di arregodare, non scetti satie de randus, ma satie de oi, per provare auguro a fare un ragionamento cruzzo con nosaltros e non mi pare manco vero di festare satie con nosaltros, insomma, che dai un pubblico di picciocche e picciocos o ai giovani non esti non combina da merda tanto devo se no una lettura che con me Sadia di Sardegna è una data importante merda prende che significa identitario politico storico, economico puro e sociale, sì. Ma come ti dico, meda volta questa dia è intendita, percepita, se la in italiano, come un crocio sboido, uno sacco che non va bene. E meda volta ad un umano deve mai forse sì, è vero, deve essere sinoso ad apreni de ragionamentos novos e sugli srevidi poi a nosu pochi costardie sì che la vivi come ti si aspetta ma nosu unissa anche più si chiede a vivi in una terra in un mondo come tu desigiavi e poi tu vai poi ti vai al largo e per uscire nei punti della regione nostra, non dobbiamo porre in mente a chi ne si nata, questo è i nostri, questo è i non balli. La libertà di balli sempre in ogni tempo e in ogni luogo. Poi hai gusto da fare un'attenzione, è vero, su questa dia forse si poteva succedere un'altra data loro, ma è da esattamente cosa ne hai, che non da bene, che non gusto, che ne sai. Noi stiamo festando l'idea di questa libertà e stiamo ricordando a chi non gusta la libertà è molto e non si deve più scaresce perché hanno una storia da teneroso non si deve studiare devo fare anche un nome nei prosaimanti anche un poeta anche uno scrittore che sicuramente osatro sulle scuole non è esentendo non ponesce gli osatro ma tante altre questioni che oggi è difficile non tenere un suo tempo di andare insomma di in maniera più umana ma tornando a carico di testi colonnas che appoderano da queste identità che non è questa identità di chi si pone in scrazzoni in velluto o cammina da come sta fesoia zambusciacca, non è questa identità è questa che si fa di ogni attì e che ho usato fesi di ogni attì vendo piccole opere, una piccola rivoluzione possa aver radiosato su vostra ida, vostra scuola e l'identità è come te sa che è una cosa sempre in movimento che si deve a metà a Sadì che vive insomma a suo tempo che vive usoi però vorrei in testi in questa colonna che aiutano la terra nostra e non è tutto perché questa è una questione di scelte da terra no? S'autostima che si è nata autostima non è scelta una questione da terra è una cosa che riguarda a noso come persone chi deve essere coscienti di su che siamo un po' di fare su che è necessario a fare tanto sono poeta non scioglie usato quando sai se Cicetto Mazzala
un poeta importante, uno scrittore importante in Meda, a proposito di questa lingua, colonna dell'identità di come già hanno bene versando prima, narrata che questa lingua è l'unica patria nostra, in libri di regini del suo tempo passato e su semeni del suo tempo venidore. Da quando si è concluita la sedata dei sortegliuracesi, non si usano merisi di nulla o di vago e poi vago tempo, come diversando da accennare, un suo tempo che giudicavo un tempo bastante, ma insomma è sempre una storia, un vago altalenante. Ci tu zichidi che naiga salimba esti cususidato quel tesoro che è come si dato su che fonti interrauso in Saverra custoidi in secula seculorum tutto sa memoria e tutto sa speras de sa gente nostra nel setto del mezzo sfortuna. Però in questo sfueto del Ciccio Masala e a voglia aggiungi questo di un altro studioso importante della terra nostra, della lingua nostra, che è il canonico ispano e che narra a scrivere linguas e sabiduria. Tanto noi delle lingue sapete uscire meglio, l'inglese, l'arabo, il francese, il inglese, il spagnolo e nulla noi de neo contro le lingue di questo mondo, ma massimamente non dobbiamo ottenere nulla contro la lingua nostra, questa è scunissa che noi se noi è tutto e dobbiamo vivere, poi senza se qualcuno accenno profondo, dai questo non c'è su tempo, se non vero, ma è sa lingua che si ha sa specificità che si svegli possono essere le banderas dell'emus, poi sia cosa si succede, e questo sa lingua si impara. E l'altra colonna è sa poesia. Per me la regione, sì. Non poi da Papa Francesco, ma mi piace da ricordare che a chi ne ha stramancato, a chi ne ha perso questa capacità di pisare, manca di poesia. E sa vita che in poesia non funziona. Sa poesia dei suedos, sa poesia della bellezza dei logos, massimamente usato in Ozastra, ma in ogni piccolo della terra nostra, sa bellezza dei logos, sa bellezza dei costumi nostri, tutto questo è poesia. E poi da sempre da depenti pigai o cuai, ma i poetas, per un'altra ragione pure, questa che fonti, questo che brucicano questa libertà, a parte che molti questo che imperano questa parte più bella di questa lingua, poi leggono poesia, ma sta leggono verbali di carabinieri, è un'altra lingua, è un'altra carabinieri, per tanto non si fermavano, piazzando, però pure insomma, è un'altra cosa, ma massimamente questi appunti cursus che crucificano questa libertà e poi si ribellano ai schemi, alle cose insomma comuni. Ecco, poeta e sa poesia, ma pensa se poeta che stiamo andando dell'Ilva su Manco Sardegna, grazie a questi poetas, a questa lingua si appoderata, poi quando fu tenioso e sta voi a volte si è cominciato proprio su terrorismo, esaminando un montone traumas, a intendo osato nendo, pensa se non fia da imparare su sardo come si italiano, vari si così no, noi sa imparare su italiano, ecco, scaresce esito, potete dimostrare invece che ne essi bilingue. A chi mi conosce naturalmente due lingue, tiene più capacità e più possibilità di imparare altre. Se non so di me, finché come esempio, Vazzo, Gianni Loi, che è un amico nostro, è stato un professore di diritto del lavoro all'Università di Castello, è uno scrittore. Beh, io sono due figli che stiano a 4 lingue. Io sono coiato con una spagnola, io sono desacristionato su sardo, stavo via desacristionato su spagnolo, su italiano che imparavo in scuola e l'inglese a su proprio, cioè
4 lingue e su sardo non ti sa disturbare nulla, perché su sardo non è una diminuzione, anzi, è un elemento che si aiuta a fare tutto sardo. Sa lingua su tempo benedore, posso dare esempi che conosco, no? Sa lingua da una sono scritta a ordine dei giornalisti, non faccio questa giornalista, ma dopo fiuvare proprio per dimostrare, mi sono scritta a ordine dei giornalisti con cosa sta scritta, sta scelta in lingua sarda. Traballo come stanno versando, faccio trasmissioni in Sarai, faccio progetti, cioè collaboro con altre nazioni, sa lingua non è mai stato un accappio, anzi esiste semmai un confronto proso veritatoso. Tornando a questa poesia e lavoro, insomma, ho Serrai, insomma, non mi ho senta in meta. Tornando a questa poesia, usato se intenti tra pagos, cantatori, come ti hanno versando, e fai un tipo di poesia chiesti che si distingue nel suo mondo, non c'è nell'altro, come a ISO, come improvvisazioni del nostro. Questa è una cosa, c'è un miracolo, perché noi assistiamo a una specie di creazioni in diretta, pensando dalla questione è bello posare ma c'è un altro tipo di poesia ed è di cosa mi occupo, questa poesia di meditazione, questa poesia taulino, come si nata, che mentre questa poesia a volo si sempre con il tema sempre diverso, si impianto è sempre gusto, giustamente. Questa poesia a taulino si vede e si vunti tutte le variazioni che riguardano questa poesia di tutto sul mondo, che riesce questa distinzione che distingue è proprio questa lingua, e dunque penso che commenti nata Bacchisa Bandino, un altro intellettuale in mano di Sardegna, dice proprio denoso e si depauso la sai andai uno vago devroso ai questa lingua, non è che ci dobbiamo crei per fede, da dobbiamo sperimentare. Ed io sono sicura che già di osatro ruvanti torrendisi a ponni spannoso di una valentia bella e noa, che una volta da un uscito dove, insomma, una volta che non pensa ai giovani, l'uscito che si domendisi impegnoso graisi e meta, perché non si la sento in un mondo più bello di questo che usa cattavo, se la sento più complicato, con battaglie che versando ad accinao, che sono battaglie che riguardano non il diritto alla vivenza, come ti hanno Bacchisa Bandino di questa terra, ma che riguardano il diritto alla sopravvivenza. E poi vai il gusto e per la sapere bene, non si deve più la sa imbrogliare, e sono in modo che ne posso non si la sa imbrogliare e sti a seguire su che sciveroso. Se io realizzo da gennaio non vado a che anche una cosa come non viene considerata questa articolo come si aspetta le istituzioni, se torno grazie da suo sindaco, l'hai fatto oggi in una maniera bella e nodia e proprietà di località umana si risparmio su chi non fa esatte istituzioni, che questa die da festa tanti buonai, ma non come una cosa che funda su come questa autonomia speciale che non sulle neuso e che il suo non imperanta.
tutto questo si dà risparmio, si dà scettica e 5 perguntas descali Pier Sandro ha questionato, vi potete accusare sul lugar e sul reino non aveva risposto. Da se ho tornato a fare, da se ho modernizzata, se ho questionato del suo lavoro, della salute, ho preguntato con i giovani, su voi si interpretano da fuori, è un montone di cose che a sa fine, a sa capo, queste 5 preguntas fonti, sa riducinti a una. A sagari e a usavolli, posagari e a usavolli una risposta. Ma nosu teneu detto a essi nosu e noi in domo nostra e a comandare su che è su nostro. Pari, come intendai, tenendo groppa a tutte le altre problematiche. Se riduciti a uno, se uso un domo nostra, o no? O se ho ritirato, ma non donavo questo questa mia tanto fue serrendo con il suedo di un altro poeta manno chiesti Peppino Mereu questa domanda si riduce a sa risposta della definizione i sardos si orenti liberos rispettaus e uguali dei altros. Si vuole leggere questa poesia del Benvenuto Lopina che pregonta es poeta, ma tutto sardo a proposito appunto dessa lingua che sia da non so che possiamo questionare tutta lingua del suo mondo ma che canteu sempre e che questioneu sempre con questa lingua nostra. Canzoni narammesso via vio, canzoni alla sorte di amori, cantata in 7 notti dell'ugori, cantata in 7 notti di spurio. Canzoni machillotta e vagamunda, dorrare capitano con sudallo, intrendo da pupio in mezzo ballo a zumio, che perda scuta fonda. Ma che dise fuia con suento, canzoni poporietta e prantulea, vuia e suguiglia de salea, poncia cabai in uno bastimento. Cantavo che mi scurta da galera, cantavo che mi scurta da presoni, cantavo che mi ovis, ma canzoni, non cantisti con voci muristera. E che mi lo permettessi, legge di una cosa che ha scritto proprio lo 28 di aprile e che a volte dedicai proprio a vosaltros, poi appunti bisus sogni che ancora devono presci, come ti sei vosaltros, sogni che ancora devono albeggiare. Teneus ancora bisus di opresci, in cui su furiadroso anche su volo da radunda e basada isi spundas sagradas de satie. Arrescia zingoni ed di ora is pregatorias, is anemneas. Se regodo est ancora cosa morti che le pur sposo un verano praticando su mengiano cando sul mare e pasito e da mancada un basito podorrai baci di oro. Ma noi scurica da noi, teneus ancora bisos de versai, e lunas de cantai, podorra tenne in istrina tricupono. Noi sparessiri, s'andante con l'usono, deva su tutto a una carrera, e in su coro una bandera, così adesai ed espera, spratta da ciavento. Teneus ancora bisos de cresci, sendanti lassau 100 e 100 e altros, funtinascios un sodrumento dessa lettora de su coro, in sole costumari, ingoni, fradinios, noso, seu sempre su vasso brunodio e su rollevio di ancabivi sa libertadi,
Grazie e buon appio a tutti. Grazie a Anna Cristina, tanto eusu comenzau nendu e poeta eus festau Eliseo, poeta si sembra festai. Anna Cristina nos ha contado qual est s'importu de imparai sa limba po torrai saliento a sa terra nostra. Ma e chi nesti chi ser distinto in questa combatta po sa libertà de sa terra nostra. Calincunu deus cerimoniau a Gio Maria Angioi, eus cerimoniau a Pisente Sulis, cuniva marongiu intrau su questa questione prus a fondo, Ivan nos ha a questionare de calincunu de gustos omini, questa sa prima spandela dessa rivoluzione sarda. Ivan. Grazie. Non mi sa buongiorno, salve a tutti. Allora, prima di cominciare, grazie all'amministrazione comunale di Tortoli per questo tocco, suo a uffici sul settore culturale, assessore alla cultura. Poi, come Anna Cristina Serta, non è una cosa ci fa in tutte le amministrazioni, se si comune di Tortoli, se manco della necessità Marcello Silvio, ogni anno organizza questo tocco e è una cosa importante in meta. E questa cosa importante in meta è per i canti Tortoli tenere sul sportello di Selva Sarda e sanare un servizio di promozione linguistica che è a disponimento dei cittadini, delle scuole, delle gente, delle istituzioni, è sempre il diritto dell'amministrazione comunale di Tortoli. È una cosa difficile legare a questi Pier Sandro e Anna Cristina. Una cosa mi voglio collegare con un'altra su Anna Cristina. Quando allegato su 28 aprile di Sardegna, allegato su de gente persone che commentano ci de volontà di insorsi con sacrificare questa Sardegna. Perché è arrivato tutti gli esami pubblicati. Anzi, non tiene niente, manco un interesse. Poi Giovanni Maria Angioi, Francesco Cilocco, Francesco Sannacorda, Gioacchino Mundula, tutti questi personaggi, sono protagonisti di questa Santa Rivoluzione, molti gente ci stanno molti gente ci apparteneva dai giornali a questa classe borghese, nobile della Sardegna. E essi sono potuti andare a barrare come interventi a fare l'interesse del Piemontese, invece si furono sacrificati per rendere la vita oppure ci hanno passato a vita solo galera o proprio sul Crusardi. Ed è solito si ricordano i eroi principali, se è giusto, di Giovanni Maria Angioi, che forse è stesso simbolo, una reso eroe, il protagonista più importante di questa Santa Rivoluzione, e aveva saperi orbitali. Non si scarisce su di altri personaggi. Altri personaggi c'è Antonio su scuro, a maniera solo, un contributo con questa causa, ci fu di questa libertà di questa Sardegna. Poi di tutti questi eroi di questa Santa Rivoluzione, come in Mutia, combattiano tanta posa libertà di questa Sardegna. Poi in Sardegna pure fu in riposo, ci fu in desiderali della rivoluzione francese, no? Dunque si forma questo circolo, questo club di Giacobinus, ci speranza di iniettare sul feudalesimo e di instaurare una repubblica sarda, poi in questo periodo la Sardegna pure al sud sul dominio del regno di Piemonte, sul regno sardo piemontese e sull'orienta l'abolizione del feudalesimo e sanassa l'istituzione di una repubblica. Tanto alcune ci tenne del mera personaggio che anche partecipava e anche non ha un contributo a questa rivoluzione. E io ho lo subendere questo personaggio, mi pongio i solleros, binocolo, sono il turco. Questo personaggio ci ho allegati finale da Matteo Luigi Simone e fu di Alghero.
Matteo Luigi Simone ha partecipato attivamente per la rivoluzione, ha partecipato in Sassari, quando c'è stato Gaur, Noblisi, quando vedete Angioia a Sassari, ha partecipato attivamente nella rivoluzione, però il suo contributo più importante di su, ha reso per essere un contributo di tipo intellettuale. E che ha fatto isso, sicuramente in cigrettia da Peru, in Santa Rivoluzione, e il rivoluzionario sardo, pensando a Peru di instaurare una repubblica sarda, non sta combattendo con Udda, andando a si fare uccidi con Udda, isso a Peru crea la nascita della repubblica sarda. E dunque, Matteo Luigi Simone, questo intellettuale, un giurista di Alghero, narrava, ma se noi paese una repubblica sarda, dobbiamo fare tutto del comincio, dobbiamo fare tutto da zero, no? Le istituzioni, i commerci, le scuole, tutto. E isso praticamente pensava proprio alla scuola. E ha pensato a spicciocco ha commentato esatto, isso narrava, tocca formare una classe dirigente sarda nuova. Può formare una classe dirigente sarda nuova, serve una scuola. In una scuola serve il libro. E isso gli ha pensato di scrivere un libro dedicato proprio agli studenti e ai professori di questa scuola sarda. Sul libro si intitola Prospetto dell'isola di Sardegna antico e moderno disposto in forma di catechismo patrio a comodo degli istitutori e dei discepoli delle scuole sarde. In questo momento ha fatto una specie di sussidiario, un catechismo patrio, uno sussidiario fatto in forma di questionario con domanda e risposta. Accanto su professore, su maestro, fa una domanda, una pregunta agli studenti e gli studenti le pianta a rispondere. Sicuramente non spago tempo, come stanno a in fondo così importante del mi tocca da stentare, a coitare, oggi due cose, due domande, due risposte di questo catechismo patrio. Tanto, isso Giovanni Matteo Luigi Simone va a fare questa domanda al suo professore. Il suo professore sta allegando agli studenti in scuola, io si immagina questa scuola sarda accanto al suo professore fa delle domande agli scolari. Fatemi sapere qual sia regolarmente la costituzione fisica degli abitanti di Sardegna. Io ha fatto questa domanda e come è venuto il sardo? Anzi, questa domanda io l'avevo usato di tutto. Ci domando, ma il sardo? E come è venuto? Come è venuto fatto il sardo? Tanto, sicuramente questa domanda è stata fatta prima della scuola, con Alessandro Botta, su quello che mio che sono stato di Sarda, l'ho fatta prima della scuola questa domanda. E Medasa discese di spunti, i sardos vunti, bascios, piludos e a caragnetta. Avelo, guarda, calincuro non sanno, i sardos vunti grezzoso. Proprio questa descrizione, uno che è uno stereotipo, è un pregiudizio. E però questa visione ci mette al sardo con tutto, con fortuna, per intendersi tutto. Una visione negativa, pessimista. Poi per sardo, in un secolo, si funti abituati a seguire con i sopros dei sardos. Come andavo Anna Cristina, sa domanda è ma non so. Poter vivere libero in Sardegna, ma sa domanda è un'altra, ma non so, poter vivere osicamente Zeus, c'è una complessa di inferiorità nel confronto sulle altri, sa domanda è pericosa. Matteo Luigi Simone, Giuseppe legando su 1800, 230 anni fa e 25 anni fa, isso sicuramente è una persona libera e vuol scrivendo un libro o si scuola al sardo, non poteva scrivere che il sardo sono punti bassi, pelosi e brutti, ma così tu immaginavi? No, isso è scritto. La risposta degli studenti. Gli sardi, scriveva in italiano, poiché io che la studiavo
questa scuola italiana, poi sa lingua ufficiale dell'Andu, degli intellettuali, degli studiosi su francese, ancora non fuori interribausa concettibili su sardo, come lingua di scolarizzazione, no? Poi te, mera sposa, su lingua, su Ponti Verdi, esatto, te, e su 1300 sono noso parliamo su irlese, il sardo, teniamo una costituzione di basata, Sagrada de Luco, a corsi del secolo della dominazione spagnola si può avere l'abitudine di scrivere in sardo, e dunque questo libro, questo prospetto dell'isola di Sardegna è scritto in italiano, però adesso parole ci tiene, nel nostro caso come è scritto in italiano non parli e commenti parli, ma tu leggi questa risposta. Tanto i sardi sono regolarmente robusti e ben fatti di corpo, ed è raro colui che non abbia begli occhi, cosicché presso alcuni popoli d'Italia viene distinto talvolta un sardo per i suoi occhi. Sono rarissimi gli storpi e non si conoscono i corsi. La loro statura è per l'ordinario giusta. Questa è una sardo su punti bassi, oppure non ha manco una palla, è sardo su punti alti, il sardo su punti giusti, su delle malattia giusta. Dunque una descrizione normale, c'è questa visione pessimista, questa visione condizionata sul sguardo di San Mirate esatto, e poi sì che poi esagera, vabbè, tutte esagera, la statura per l'ordinario giusta, i capelli o nero castagni come il colore del volto, e per lo più specialmente nel mezzogiorno dell'isola. Le donne come gli uomini godono di una sanità sì perfetta che ordinariamente vivono molto, che già è centenario, legando il 1800 ci sono la gente urada, non ci deve gente ci urada. Poi le donne, esse sono, generalmente parlando, molto savie, fedeli e costanti dell'amore, non dice gusto, ma gelose all'eccesso ed amano molto l'esercizio del ballo e del cavallo. Cioè praticamente essendo la descrizione di questa Sardegna de ore. Vero, e parli proprio di una descrizione di una festa sarda, di una trucco in via e festa. Ma a parte questa descrizione romantica ci suffice, ma in diretto di essere romantico, così dedotto sul sardo, dei più baciolari, la cosa importante è che questa descrizione ci suffice del sardo è una descrizione non condizionata, come qualcuno prima, desideria accidente, esatto, sul tenoso. Ma non poteva essere diversamente, poi te subito rivoluzionario, io sono pensato ad una Sardegna libera, dipendente, una Sardegna cena in condizione del dominatore, non una Sardegna colonizzata come che si muove. Io sto sempre pensando che commentano su spiriti esatto, gente cercando di cambiare l'accento, o non parla troppo usato, istruzioni continentali, ma cosa tu? Un veneto. Del rito magico di cambiare l'accento su? No, è solo un veneto. Il sardo, se poi potete cambiare questa maniera di allegare. Serro, potete posare, c'è un studenti, serro come un'altra cosa, potete in verità di scusate nave con chi mera, tanto un'altra visione ci teneva il nostro di Sardegna è Calieste. La Sardegna è un'isola, dunque la Sardegna è isolata. Penso, la Sardegna è fuori del suo mondo. La Sardegna è all'acca del suo mondo. Io solo, io piccolo, io sperde, io messo, io mare. La visione della Sardegna è sempre russa. I sardi sono isolati. Gesù e pensare invece Matteo Luigi Simone. Matteo Luigi Simone ha questa domanda del suo professore: cos'è la Sardegna, qual è la sua estensione, chi gli dia il nome, da quali fiumi principali è bagnata, di Osinaro sono stati nuovati. I suoi spunti, che se hai questa risposta, mi ci una cosa spantosa. La Sardegna, una cosa spantosa, ma una cosa ovvia. Potremmo, la posso
manco delle cose ovvie se non si da cattaso, che sono normalità. La sette nara 225 anni ora, 2 secoli e 25 anni ora. La Sardegna è un'isola del mare Mediterraneo, la maggiore o la prima dopo la Sicilia, non era la seconda dopo la Sicilia, no, è la maggiore dopo la Sicilia. Quindi sono linguaggi importanti. Questo isola poteva dare now, è stessa seconda isola, lo spittica, no, è la maggiore dopo la Sicilia. Bicchiere mezzo pieno, non buio. Poi Narara, ed è meglio situata della Sicilia per il commercio del Mediterraneo e dell'oceano, poco discosta dalla Corsica, Cassiai, è dista 7 miglia dallo stretto di Bonifacio e confinante a mezzogiorno con le coste della Barbaria. Le coste della Barbaria sono di Sudafrica e il regno su Barbaresco del Nord Africa, ma è una lega dall'Italia. Ci donasano il gioco sardo, dov'è la Sardegna? La Sardegna è sotto l'Italia. Questo che ha una visione umana di Sardegna, aperta, una visione di una Sardegna inserita all'interno di un contesto internazionale mediterraneo. La Sardegna è a pago dritto, non da Roma, di Lazio, è a pago dritto di Sudafrica, è a pago dritto di Corsica, e la posizione sua è favorevole al commercio sul Mediterraneo, a Turchia e sulla realtà in Costituzione. Grazie a tutti. Bene, poi se ripaso a questa parte più importante di questo attovio, e intendere un corrobo di una gara poetica, tanto che mi dà i poeti e sulle nora vestiti di Sevalcu, Bruno Agus, Giuseppe Porto e Luigi Pitti, anche se accompagnato su Denorie Ogliasta della Luce. Esti, questa una dei artisi del Brusum Porto in Sardegna, è un marco delle entità, una arte, posso un pelo e salimba, che permette al suo popolo sardo di esistere. E ho questionato questa vita di Sardegna, molto giusto sezzeri, e si sistemano, e ho questionato su 28 di arrivi, ma su 25 di arrivi e ho festato in Sardegna e tutta Italia un'altra data del porto che è la data della liberazione, della resistenza. E questo reto della resistenza, questo spicciocco che ho e esa intendere, fonti che si rappresentano su banderas di una resistenza di un popolo che si romperà in una limba, che limba un popolo non può esistere. Su 25 di aprile su festa la resistenza, su 28 sa dire sa Sardegna, ma può comprendere detta Zeus Fuedello, tocca a regolare un altro uomini che proprio su 27 di aprile, ai dinanzi di zero che su 1937 è morto per difendere la libertà. Sono questionario di Antonio Gramsci, che vostra lingua ha descritto le pagine più importanti e non si può comprendere che il poeta un popolo deve difendere la lingua. Narrata Gramsci, cagando un popolo con questa questione della lingua, non è imponendo una questione culturale e via, è questionando di politica, di economia, di libertà. Poeta, il piemontese sul territorio in Sardegna, la prima cosa che hanno fatto, anche vostra una parte sardo di non questionante italiano, tu sa lingua tua non la fuedas a Sarmia, e questa è una maniera di affermare il suo potere. Castiglietto si succede in Russia, in Ucraina, quando su Ucraina avevi chi era il territorio russo in Ucraina, da poco e mezzo sul russo, non si poteva fare. Sa proprio cosa ha fatto Putin,
quando hanno invaso l'Ucraina, in territorio sovietico conquistato, fuori dall'Ucraina. Aici vai d'ogni popolo dominatore. Quindi, a intendere poesia in sardo, imparai sa limba o lennai, che stiamo difendendo il nostro torto e sa libertà. Devo intendere una gara poetica in locutoreggio, è un'arte antica mera, cantanta in ottava rima, che è una forma classica della poesia in italiano. Come funziona da pochino non riusciti? Ognuno canta da un'ottava e l'altro la risponde, è una specie di botta e risposta. Cosa tu conoscesi, devo dire un figlio che da 19 anni ascolta il suo gusto, la musica, hip hop, rap, eccetera. Questi cantatori che ascoltate usando questi telefoni non hanno inventato nulla. Bruno, Giuseppe, Diego mandano e Nanti una tradizione in meglio della cosa antica che tenesi sa pazienza devono registrare in una ottava e poi della castia scritta e sa comprendere che questi poeti confronto ai altri cantatori e ascoltati fonti mera proprio raffinati, la metrica è perfetta, il rima spunti perfetta, cadenti una sabiduria che viene dei secoli e secoli, una sabiduria antica. Tanto se intendere questa, anche che di usato non l'avete mai intendo, ma os raccomando di ascoltare con attenzione. Poi vi sono sicuro, una volta che entrai in questo meccanismo, questa cosa non la si esplode. Grazie. Si intende? Grazie a chi es in virtude oe, in mano storrama posto gentile, ed eo contentum modesto e umile a Tortoli dorrado min desoe. In questa data de su 29 la penultima die de aprile, el saludo pieno e riguardoso in questa festa prodottuso sardoso. Abider giovanosi ascoltadores, in coro mi pones emozione, ascolta tu con attenzione, bello orfaedro de sorreladores.
casa di Sardigna in ricorrenza, saludo accanto se zisa presenza. Tocca d'incoro d'essere imprimida. Amentende so scandalusa vida pro la vaga essa nostra libertade. O e pritende tenzo sos permissos, saludo a bois, gai onoro a isos. Tempor lontano a mie pare sempre un arrisco, ma canto il bello pieno e giovanoso gusto teatro de Santo Francisco. Poi scarsezzi in su erano frisco e su futuro denitesi manos. Difenditela sempre in ogni sfida, sa terra chi ha dato sa vita. De aumentare cu santiga lotta, Satata non deve de ser ignota, dai so sardos de onziedade, custa data deve de se sconnota, e si nude esa nostra identidade. L'itenze ma sempre su riguardo, es patrimonio e su popolo sardo. Erbantu accanto orgoglioso sono, ricamada bene sabie como las cantada e su teatro de Francisco Bruno Santo de Assisi uno e abbindada como in che lubinada una teruno chi paga in libertà ha dato a tutto, sia gai pro sa Sardigna e tutto. Francisco estin su firmamento in sa celeste sede ir la Canada. Gente sì è stato una da un incoro, un attero sentimento e questa festa che è dedicata a sos eroes che prima ostento che prosin solo amada identidade e sos mortos pro sa libertade. Donde verso cafés improvisado, escoltado a modo varios, es un
momentos necesarios o susurco que invitan al asado. Si idea e cursos rivoluzionarios ancoraban e solo a su pasado. Un ideale andaluz seguro por su presente, por su futuro. Ti bene la nada custa puro. Tocas assim zudete nes presente. Però ja nos capita frequente che tutto che ponimos in si scuro. Anzi deve servire a questa gente pro fraigare su nostro futuro. Un ideale sardo e con valore se n'ha bisogno di troppo folklore. Però sugoro meu han posto in lotta e so e meso e umore nieddu. Aeri il mananado in Castello hanno cantato sino italiota. Rossa festa e sossardo riconnota sa gente vorriata te che il vedo. Poi aggiunte su una bucco verdiano che bintra che su cavolo e su manzano. Chi oltre a Giulia han fatto a sapere. Forse non fiam de Castelluenie, fin pensende de che essere impontida. Que de hacer unas cosas tristas, su poden cantare solleguista. Sardigna su destino bicchiere da bicredes unistima ma meli che assinno posto in chima narano bruno chi vidi hozzastrino Des'Italia non nego su cammino, però sardo de mi intendo prima. E non biruo certo in cus inganno su meu esino de Francisco Manno. Francisco Cilo corda sanna aveva la banda con la compagnia soschisiana fatto fama manna Oschiandi fesu Triana di Avvina si solo ultima condanna Como gente che non addosso e ne corzo la sul girente a uno visidorzo. Si canta al gai Bruno mi piace, tu
sos eroe sardo l'orfentoma a risponder manco creas hidroma in tempol de salguerras osas pagues sa gente nostra vaghi annuragues cando ancora non fi fundata Roma se esempio manno dessa sardidade no amor bisonzo de civiltade Si studio in curso che eri ha comprido mente de pregiudizio e trovea già mala sorte cusor d'arborea già battalla in sedori e scampeldido da cui eschinosana da questo tu chi benifadidu e tananadu janze nutilea ma si che ramusò in questo canto deo perdere a non mi chelzo intanto però sardo stringana in mano sa terra in soroganda suo merito e a mente in sos antigos i sardanos giochi rispettato anfinas in Egitto Sonora che el de pedra giuntitano giochi onorana gusto nostro abito e noi che sardo bonus e sincero jo de tutto gusto de mas fiero jo fortes de goro e fortes de mano la seguimos un'anda la segura posso rispetto nostro vitiano da esso zastra su Campidano logo d'oro barbazza osagadura Sardor de diversas calidades, aumentade quisemos totu brades. Totu unidos te semas jos pianos esa jardiña agiada orgullosa ma consistoria e cunsos e sardanos non la fatemos troppo noiosa o Bruno la faghimisi una cosa guerramus como converso galanos deo a sanzenu paros os petorros ma che cuso non los scherzos os corros de brulas fetende una pro a Giuseppe lassi stare esos comentos esa modernidade nidaco a noi nos adaptamos a esos eventos pero prova che una domonoa debes partire da sus fundamentos providencia sus frutos esperados o en no los apalma il menticados
chiusa serio e barreggiona, oppure che t'han posto una poltrona, o a sa che faghe su tronista, ed in tortolicchi di proteste, che Maria de Filippi già non veste. Tronista Josemen fecundos, non tenes tue pros altura in grados, ma troppo volta nos han posto in fundos, antigos purunende arretrados, ma deu in giro de 30 segundos, 8 versos bolfato improvisados, e a mi siguen sos populos caros, me da menzul de certo repetaros. Sabios partes d'insa giovania, e l'amor dimostrato e la zilbidu che a sa Sardegna l'amor simpatia, e io so in Gairo nascido che scorsa sana la terra mia, tutto s'affetto ai so a risporre e poi niente che riamorrere. Deo puro la sigo in allegria, sol verso nostro sponzende in fua, in questa numerosa compagnia, già si dea non poni musa tua, fa che il bene onorassa terra tua e Deo l'onorosa terra mia. A sa Sardegna podare solvantos, che sachiamus in coro tutto cantos. Si mise nenne a fare sa finale, serra Bruno contento in questo pro, e lascia de tristura cu su bro, amici il care già di è mortale, certo se sere da disizuto a Gairo vaghias capitale, Deo invece l'onoro tutta ganta, custa die, custa Sardegna santa. Io stavo in mezzo alle castelli, mezzo cagro che castelli. Verso sardo rivoluzione chissà di Sardegna e chiamata, quando in sa sabauda oppressione la gente stracca si vi ribellata, bella lezione parecchi vaga cosa è restata, amus perdido s'antica unione, sa terra nostra è spago rispettata, e prodorrà a tenere solidate noi devimos essere
orgogliosos, essa nobile nostra identidade a cara alta sempre coraggiosos, pero salim bazar da vaidades e das in su futuro esperanzosos. Eu ringrazio a Marcello Ladu con chi ha adagioado Gena ingannoso e todos os que han partecipado. Se al suo pulsardo onorado Gena conoscerne pena né danno ed eu borlasso uno abbraccio umano. Scatenato ad una tempesta dura pago ma surco allassato cacando su diritto e innegato e giusta e de santa sa protesta finasi in questo tempo attuale de chi ha lottato serba mossamento mori saziente ma non si ideale tenere in custodia e so contento un abbraccio collasso cordiale impagate sonore capotento e buona roba in tanto sentimento so giovane rappresenta e si insegna s'anima e s'orgoglio e sa Sardegna. Zardos provages tu zardu futuro la tenzeda shadie in coro iscritta e non che troppo gialate nel fritta in logo de podere a manco in curo Devimus ponne saluga in si scuro chi des storia tuda da una vita Usha chimbesse esiste due seguro Jole de dignidade beneita O piscinol faghide attenzione un orgoglio faghide lascia prova desces popolo e giarda nazione non lascia limba giarda coa e faghide già rivoluzione attuale della vaghere noa che sardo già su mondo vaidade Jojo mines tenide loggimente martire dessa nostra liberdade saludo a voi scunto tu giacente io in oga in alto a posto digna già pandera de tutto già giardigna